Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner sul campo del Garbaglia. Stanno facendo il loro ingresso in campo la squadra del De Angelis e quella della Goldbet per disputare la 20ª giornata di Serie A. Da una parte i padroni di casa con l'acqua alla gola che stanno facendo fatica a riemergere da una brutta posizione in classifica, dall'altra c'è la Goldbet lanciata nell'impresa di riagganciare la vetta della graduatoria dove per il momento svetta su tutte il Cotton Club. Squadre come vedete già impegnate nei classici saluti prepartita. Se non andiamo errati l'FC De Angelis attaccherà da destra verso sinistra, FC De Angelis che scende in campo con il consueto completo amaranto, e dall'altra parte da sinistra verso destra amici di Fanner rispondono i secondi in classifica della Goldbet, che come di consueto scendono in campo con la prima maglia, con il primo completo, ovvero quello completamente blu. Seratina piuttosto fresca stasera, il termometro segna 9 gradi ed è quasi quindi tutto pronto per l'inizio del match, che ricordiamo è un match interessante da ambo le parti, perché per il De Angelis servono punti per poter provare, ripetiamolo, uscire fuori da quella brutta situazione di classifica che la sta contrastinguendo ultimamente, e la Goldbet comunque che si trova a 4 punti di distacco dai primi in classifica del Cotton Club e quindi farà di tutto per tentare la rimonta. Quasi tutto pronto, quindi eccolo il fischio del direttore di gara. La partita è cominciata qui sul campo del Garbaglia, la 20ª giornata della Serie A. Provano il primo affondo lungo il versante sinistro quelli della Goldbet, palla che si è perduta oltre la linea di fondo dove il portiere Zani l'aveva rimessa in gioco con le mani. E adesso è il De Angelis in possesso del pallone, giocatori che dialogano nel proprio reparto difensivo, poi un lungo rilancio che ha tagliato tutto il campo, determinato oltre la linea dell'out vicino alla nostra postazione. Adesso è di nuovo la Goldbet in possesso di palla, ricominciano dalle proprie retrovie i ragazzi in maglia blu. Partita iniziata chiaramente da pochissimo, siamo appena al secondo minuto di gioco. Con un altro fallo laterale battuto, si è ripreso a giocare lungo il versante destro con la squadra del De Angelis che riparte dalle proprie retrovie, poi un lungo traversone però sballato e la palla che si perde oltre la linea dell'out per l'ennesima rimessa laterale, questa volta per la Goldbet. Come dicevamo, serata piuttosto freschetta qui al Garbaglia, c'è anche una certa umidità. Comunque è proprio la temperatura ad essere più bassa rispetto a quello che era stato in questi ultimi giorni. Attenzione al De Angelis che prova con un affondo, con un tiro da fuori, la palla che finisce comunque abbondantemente sopra la traversa difesa da Opara, che poi con le mani rimette in gioco i suoi e lo fa lungo il versante sinistro. Poi si riaccentrano, o perlomeno tentavano di rifarlo con questo traversone a mezza altezza che finisce oltre la linea dell'auto, battuto già il fallo laterale. È il De Angelis a tornare in possesso di palla, addirittura dalle parti di Zani, che allarga sbagliando però in direzione di un compagno, poi la perde però l'attaccante della Goldbet e si riprenderà con la rimessa dello stesso Zani, che va a basso con le mani alla sua destra. Ancora un traversone a cercare l'iniziativa di un compagno, però intercettato, e poi è di nuovo il De Angelis a tornare in possesso di palla molto bene, insiste qui il giocatore in possesso di palla, poi ancora un errore e poi capisce ancora tutto il centrocampo della Goldbet che riconquista il pallone e riparte. Partita iniziata da pochissimo, chiaramente squadre che ancora tentano di studiarsi un po' meglio, non ci sono state iniziative pericolose se non 2 minuti fa all'incirca un tiro che era finito abbondantemente sopra la traversa. Attenzione però adesso al De Angelis sotto la nostra postazione, il duello, e Giacinti ha rimesso in gioco i suoi, poi il pallone qui troppo lungo, attenzione il pallone che finisce davanti e c'è il vantaggio grazie al gol messo a segno da Monteforte al 4° minuto di gioco, quindi Goldbet 1, De Angelis 0. E quindi sono bastati, amici di Fanner, appena 4 minuti alla squadra seconda in classifica a portarsi in vantaggio sul De Angelis. C'era stato un mezzo errore difensivo comunque sia della retroguardia della squadra
Amaranto, e quindi adesso la partita si fa in salita per i ragazzi di Roberto De Angelis, che subiscono ancora con Monteforte che allarga bene, poi stavolta però la difesa capisce tutto, la palla che finisce tra i piedi di Zani, che non ci pensa su due volte, fa ripartire i suoi lungo il versante destro, e palla che si spegne lentamente oltre la linea dell'out per questo ennesimo fallo laterale che verrà battuto dalla Goldbet, già fatto. Con calma sulla fascia destra, pallone che giunge tra i piedi di Libertini. Buona la ripartenza della Goldbet che adesso ha spazi per provare davanti. Si richiudono le maglie Amaranto, riparte il numero 6 Falconi, che aveva tentato di allargare su Pensa Bene, poi l'azione del De Angelis si era perduta e quindi Opara con il pallone tra i piedi che rilancia i suoi, lungo, supera la metà campo, Giacinti di testa stacca, appoggia sul suo compagno di squadra il numero 8 Filangeri, poi c'è un contrasto in mezzo al centrocampo sanzionato dal direttore di gara, sarà il primo calcio di punizione questo a favore della Goldbet, ricordiamolo da poco in vantaggio per 1-0 il gol di Monteforte. Quindi Goldbet che si va a schierare nella metà campo avversaria, si allargano le maglie blu, battuto calcio di punizione basso, poi la conclusione da distanza ragguardevole del numero 20, ovvero di Morizzi, che era terminata al lato sopra la traversa, comunque sia. Falconi ricomincia da dietro, nel frattempo si è allargato dalle parti della nostra postazione il numero 11, qui non ci pensa su due volte il giocatore Belviso, si era girato e aveva concluso verso lo specchio della porta con un tiro prevedibile però. E adesso riceve ancora Belviso che ricomincia da vie centrali, allarga tutto dall'altra parte, cercano di fare ordine chiaramente quelli del De Angelis, adesso in mezzo al campo ancora riceve Belviso che controlla la palla, cerca di servire un compagno che viene messo giù regolarmente, sembrava di no. E quindi ancora l'FC De Angelis in possesso di palla, adesso guarda dentro, sembrava volesse far partire un traversone, poi appoggia su Falconi, si destreggia in mezzo al campo il numero 10, ancora Pensa Bene, riceve, allarga a destra, però la palla sbatte sulle ginocchia di un compagno di squadra, ancora De Angelis però, insistita la manovra, il tiro, basso, dentro, dall'altra parte il tocco vincente di Pensa Bene al 7° minuto di gioco per l'1-1. E quindi è pervenuta quasi subito al pareggio la squadra di casa. È stato forse un momento anche di amnesia, di smarrimento dietro per la Goldbet, era un'azione un po' prolungata quella dell'FC De Angelis. E alla fine praticamente con la porta sguarnita il numero 10 Pensa Bene si era trovato soltanto con il compito di dover sbattere la palla in rete, così ha fatto, 1-1, si riprende a giocare, De Angelis che adesso ci crede, ancora mette giù bene il pallone Pensa Bene, si gira, guarda, torna a sé, poi appoggia vicino per vie centrali sul numero 8 Filangeri che allarga a destra, si ritorna da Giacinti che mette giù la palla, si guarda attorno e appoggia ancora per una conclusione azzardata, ma apprezziamo il tentativo. Si rimane sull'1-1 all'8° minuto di gioco, adesso sotto la nostra postazione ha controllato un ottimo pallone. Buona qui l'apertura, ancora sul numero 3 Garofalo, e adesso l'autore del gol Monteforte che si accentra, poi sbaglia l'appoggio però, troppo lungo, troppo forte, palla oltre la linea dell'out, sarà fallo laterale per gli Amaranto. Battuto in questo momento, ha ricevuto Filangeri che appoggia ancora sul battitore del fallo laterale, poi sempre sul versante destro Falconi torna dietro dalle parti del suo reparto arretrato, Giacinti come ultimo uomo, lancia lungo, allontana la minaccia, mette giù il numero 9, si gira, si destreggia bene, ha spazio per fare qualsiasi cosa, viene chiuso però adesso dalle maglie blu, esce bene il De Angelis, adesso lungo il versante sinistro, l'apertura ancora su Falconi che avanza di qualche metro, poi appoggia davanti a sé, capisce tutto la retroguardia della Goldbet che riparte con un tocco mancino del suo difensore, Giacinti a sua volta intercetta la palla e adesso con calma da quella parte ci prova a fare ordine il De Angelis che guadagna un fallo laterale. 9 minuti primi,
50 secondi, 1-1 in un godibile match qui sul campo del Garbaglia, amici di Fanner, per questa 20ª giornata di Serie A. Falconi ancora tocca dietro, poi la palla allargata sul numero 11 e alla fine ci va a provare il giocatore Boncompagni. C'è stata una deviazione, è stata a calcio d'angolo, il primo se non andiamo errati, alla sinistra di Opara. Movimento in area di rigore, come è logico che sia, la palla battuta bassa, dentro, intercettato il pallone, può ripartire, si distende il Goldbet col Monteforte che con il mancino controlla un ottimo pallone, si gira, si accentra, sempre con quel piede, poi ricomincia da dietro e può salire tutta la Goldbet con calma, un lungo traversone, troppo lungo per tutti, sarà fallo laterale per il De Angelis. Hanno delegato bene prima Morezzi e Monteforte. Palla di nuovo in gioco e poi però ancora fuori per l'ennesimo fallo laterale già battuto. Attenzione all'azione che stava manovrando la Goldbet. Adesso però c'è stato un fallo a favore dei secondi in classifica. Ricordiamo che stando col Silecose non conosciamo noi il risultato della partita della Cotton Club, però stando così le cose tutto invariato finora, per cui questo è un risultato che questo è un parziale che in questo momento non favorisce nessuna delle due squadre, perché ricordiamolo, sia la Goldbet e sia l'FC De Angelis hanno bisogno di 3 punti per cercare di smuovere le acque. Il Goldbet per riagganciare la vetta della classifica o quantomeno per riavvicinarsi, e l'FC De Angelis che deve uscire da quella brutta situazione di classifica che adesso la vede invischiata. Attenzione al calcio di punizione, Monteforte col mancino, deviazione, calcio d'angolo per la Goldbet. Verrà battuta la destra di Zani, sul pallone si posiziona Galassi, no, eccola la battuta lunga sul secondo palo di testa, attenzione, non può nulla Zani e il numero 8, trattasi di De Marco, va a realizzare il nuovo vantaggio per la Goldbet al 12° minuto. Sì, per cui di nuovo Goldbet è avanti sulla battuta di questo corner a destra di Zani, palla che aveva sorvolato in pratica tutto lo specchio dell'area, sul secondo palo aveva colpito di testa il giocatore numero 8, l'aveva anche toccata se non andiamo errati il portiere Zani, però palla che era stata impattata bene e la palla si era insaccata per il 2-1, quindi comunque partita godibile, piacevole, ritmi che si alzano. Vediamo che cosa combina adesso il De Angelis, vediamo se ci sarà subito la reazione degli Amaranto che provano lungo il versante destro, qualche problemino, Monteforte riceve ancora col mancino, traversa e gol per il 3-1, Monteforte va ad allungare, doppietta per questo straordinario giocatore che sta facendo veramente vedere ottime cose. Certo qui c'era stato un movimento un po' strano da parte della difesa del De Angelis che ha lasciato ampi spazi all'offensiva della Goldbet, che ne ha approfittato al meglio, è andato per il momento a chiudere il match 3-1 per la Goldbet. Giacinti comunque si riparte da dietro per gli Amaranto, Giacinti la porta finché può, spazio per lui, si guarda attorno, tende il movimento di un compagno, poi è stato qui molto bravo ancora il giocatore numero 3 andare a chiudere e a gettare la palla oltre la linea dell'out per questo ennesimo fallo laterale che verrà battuto dalla Goldbet. Si combatte ancora su quella fascia, si prosegue ad oltranza con questi falli laterali, ne approfitta per salire un pochettino la Goldbet e adesso chiaramente, sapientemente, intelligentemente potrà controllare meglio il match. È salito Garofalo, molto bene, allarga a sinistra, c'è un tocco, c'è un calcio di punizione giusto per la squadra ospite, vicino alla linea corta dell'area di rigore. Dunque, vediamo, cerchiamo di capire subito. C'è sul pallone il giocatore Monteforte che con quel micidiale mancino forse proverà la battuta verso lo specchio della porta. Vicino a lui c'è Morezzi, 3 uomini in barriera per il De Angelis, trattasi di Pensabene e Belviso e Falconi.
Comunque la rincorsa di Monteforte, guarda la porta, poi appoggia invece dietro, basso, la conclusione col mancino, alta. Si rimane sul 3-1. E si riprende con il rinvio con le mani da parte del portiere Zani, che ha appoggiato vicino a sé sul suo terzino, che rilancia lungo cambiando completamente il lato del campo. Pensa bene, toccato sotto la nostra possessione, calcio di punizione per il De Angelis stavolta. Sale tutta la squadra Amaranto, ne approfittano per venire avanti. Attenzione, il tentativo di taglio, ancora il pallone tra i piedi del numero 9 che accende un duello, poi con il tacco tenta l'inserimento, tenta di cercare l'inserimento di un compagno, lo trova. L'azione che prosegue e alla fine sarà fallo laterale ancora per il De Angelis, che rimane lì. Il numero 9 ancora chiuso tra due giocatori, si dresteggia bene, poi è fermato ancora oltre la linea dell'out. Già battuto, fallo laterale. Falconi con l'esterno del piede cerca di appoggiare su, pensa bene, ancora il De Angelis, buona questa iniziativa, comunque molto elaborata da parte della squadra in maglia Amaranto. La palla allargata a destra, il tiro rimpallato e attenzione, Monteforte ancora riceve, un po' fortunosamente forse si dribba del portiere e va a concludere con un gran gol, però il 4-1 al 16° minuto di gioco con la tripletta di Monteforte. Ripetiamo, forse era stato in questo caso un po' fortunata la ripartenza della Goldbet, però c'è un Monteforte veramente in grande spolvero oggi, tripletta per lui. Si era liberato di Zani, allargando il pallone verso sinistra, una botta col mancino, sotto la traversa ed è 4-1. Si fa dura per il De Angelis, siamo al 16° minuto di gioco. Comunque i ragazzi in maglia Amaranto non demordono, continuano adesso a insistere. Lembo alla battuta del fallo laterale, il numero 8 allarga ancora su Falconi che si guarda vicino, poi va a cercare Giacinti ma la palla era sbagliata per lui, recupera Giacinti però. Tanto sale Garofalo, alla battuta se non sbaglio è Monteforte con le mani in mezzo al campo. Adesso si muove bene sul campo la Goldbet, però si fa dura per il De Angelis, il cross ancora dentro, stavolta con il petto Giacinti. Riceve ancora il libero, se così possiamo definire la sua posizione in campo, del De Angelis di prima, prova a mettere dentro Falconi, scusate, non ci è riuscito bene però. E Opara può tranquillamente con le mani far ripartire la manovra per i suoi. Con Garofalo che adesso controlla vicino l'area di rigore, il rischio, l'errore questa volta, il numero 8 del De Angelis, si libera di un giocatore, rimpallato il suo tiro, riceve ancora, poi Giacinti è salito in cattedra. Ancora il giocatore Filangeri, il tiro deviato, sarà calcio d'angolo, una deviazione che poteva portare parecchi problemi in questo caso. Palla che però è terminata al lato forse circa di 1 metro dalla porta difesa di Opara, già battuto il calcio d'angolo, si riparte dalle retrovie del De Angelis che adesso è tutta schierata nella metà campo avversaria, chiaramente sotto di 3 gol, deve cercare subito di riaprire il match. Adesso Giacinti riceve palla, si guarda attorno a testa alta, appoggia molto bene comodamente dentro per il numero 11 che può salire, decide di allargare a destra, si muove bene adesso sul campo il De Angelis, però alla fine riparte con Garofalo la Goldbet. Contrastato, Falconi ruba un ottimo pallone da solo, una serie di finte, mantiene il possesso di palla, poi appoggia dietro sul numero 9 che va a tirare, rimpallato il suo tiro, c'è un tocco, vediamo cosa decide il direttore di gara, sarà calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Azione che è stata un po' confusionaria, abbiamo visto 2 o 3 giocatori della Goldbet a terra, l'azione prolungata poi del De Angelis, un tiro ribattuto sembrerebbe con la mano e quindi per questo è stato concesso il calcio di punizione agli uomini di De Angelis. Vediamo che succede. Vediamo una folta barriera chiaramente da parte dei ragazzi in maglia blu. Sul pallone per il De Angelis c'è il giocatore Boncompagni che con tutta probabilità calcerà verso lo specchio della porta, anche se gli spazi rimangono pochi adesso. L'FC De Angelis è tutta nella metà campo avversaria, il tiro, la conclusione e la palla che si insacca alla sinistra di Opara, accorcia le distanze il De Angelis, torna sotto al 20° minuto di gioco.
quindi è stato un calcio di punizione importantissimo questo, perché ha consentito di andare a siglare e di riaprire il match. In mezzo a 1000 maglie, in mezzo a 1000 gambe è passata quella palla, si è andata ad insaccare alla sinistra di Opara. Partita interessante, godibile, vediamo come risponde adesso la squadra in maglia blu. Per il momento è il De Angelis in possesso di palla, il lungo rilancio in mezzo al campo a tagliare tutto il campo, poi in qualche maniera la palla che perviene al giocatore numero 10 che può portarla un po', poi allarga a destra sulla salita dell'esterno di centrocampo, alla fine il numero 8 che si gira, si guarda attorno, Filangeri, si torna da Giacinti che appoggia permettendo la falcata del suo compagno di squadra. Poi il numero 9, l'autore del gol, prima sul calcio di punizione, ancora la finta, buona la prova del giocatore numero 9 del De Angelis, alla fine la perde, fallo laterale. Può respirare adesso il Goldbet distendendosi di nuovo sul campo, ricordiamo il vantaggio per 4-2. Il lungo rilancio a cercare ancora Monteforte che con il petto la sistema, questa volta fermato, riparte la squadra Maranto con Pensa Bene davanti a sé. Filangeri allarga ancora sul numero 10, Pensa Bene, scusate, prima si trattava di Belviso, ancora Monteforte, siamo tutto dall'altra parte, attenzione, poi riesce a capire tutto e a ripartire il De Angelis in mezzo al campo, adesso spazio per avanzare, intercettato il tentativo di suggerimento e Opara con le mani fa su la palla, lungo dall'altra parte del campo, troppo lungo. Belviso batte con le mani su Giacinti che mette giù elegantemente, poi ancora allarga dall'altra parte verso destra. Falconi chiuso con un colpetto, dice il direttore di gara, sarà calcio di punizione, ne approfitta per venire avanti, per salire il De Angelis. Adesso riceve il numero 11 Belviso, prova subito il suggerimento dentro, palla però che non è pervenuta a un suo compagno, già dall'altra parte, addirittura dalle parti di Zani, che con il mancino appoggia i suoi. Ancora buon compagno, si muove bene, poi appoggia su Giacinti, sotto la nostra postazione, vicino a sé, riceve ancora il giocatore Giacinti, con una finta supera un avversario, poi nel tentativo di appoggiare a Falconi è stato intercettato il suo passaggio, Goldbet che riparte, ancora Monteforte, per poco non agganciava il pallone. Partita abbastanza piacevole da ambo le parti, comunque c'è un buon movimento per tutte e due le squadre sul campo, coprono bene il campo tutte e due le formazioni, la partita è piuttosto godibile. Abbiamo visto già 6 gol nel corso di questi primi 22 minuti. E ricordiamo il parziale al 23esimo, adesso in questo istante è scoccato il 23esimo minuto di gioco, siamo sul 4-2 per la Goldbet. Quando viene battuto questo fallo laterale dove Belviso appoggia, poi riceve, Pensa Bene, cerca di liberarsi di un avversario e invece la perde, sarà fallo laterale per la Goldbet, già battuto, con calma la squadra in maglia blu può gestire il possesso di palla. Tentativo qui di prima di Monteforte, era stato interessante il tentativo del Bomber, pallone solo un po' troppo forte che si è perso dall'altra parte. Giacinti alla caccia del pallone, lo controlla, lo copre, poi all'ultimo appoggia, ma era troppo tardi, la palla alla fine è stata buttata oltre la linea dell'out. Attenzione, ancora la Goldbet dalla tre quarti, il tiro, la deviazione e sarà corner che va a battere proprio Monteforte, ricordiamolo, l'autore di una tripletta. Monteforte dal punto di battuta, movimento in area di rigore, col mancino cambia piede, Monteforte dietro a uscire, capisce tutto Falcone, con il petto fa ripartire un compagno, si allarga intanto Falconi, riceve ancora palla sotto la nostra postazione, si testeggia la porta, spazio per lui, nel frattempo è salito Belviso, eccolo servito, scusate, non Belviso ma Pensa Bene, ancora a tentare l'appoggio dietro con la testa, la botta da fuori, rimpallata, De Angelis ancora in possesso di palla, Giacinti troppo laterale ma riesce a riconquistare la palla il compagno di squadra, ancora dentro su Boncompagni che se la mette sul sinistro, controlla ancora con la suola del piede, poi ricomincia da dietro, alza la testa, vede libero tutto dall'altra parte un compagno di squadra, poi alla fine va vicino a sé su Giacinti che allarga, Filangeri allarga ancora,
intercetta poi la difesa della Goldbet. Buona adesso l'azione insistita ancora del De Angelis con Giacinti che la porta, poi allarga dall'altra parte del campo dove il giocatore numero 9, ancora Boncompagni, alla fine riesce a guadagnare un calcio di punizione interessante da quella posizione. Qualcosina da dire il direttore di gara con i ragazzi della squadra ospite, qualche chiarimento. Sul pallone per il De Angelis sembrerebbe essere pronto Boncompagni, Manuel. Vediamo ancora, ricordiamo che l'ultimo gol, ovvero il secondo del De Angelis, è stato siglato proprio su calcio di punizione all'incirca 7 minuti fa. Vediamo se sapranno approfittarne ancora quelli maglia amaranto. Sul pallone, ripetiamo, Boncompagni, la rincorsa, il tiro rimpattuto, ancora la conclusione Opara. Poi il pallone violento che gli rimbalza addosso, si allontana, ancora De Angelis. Dal versante destro con il sinistro, buono il cambio di gioco, mette giù bene il pallone. Attenzione a questa iniziativa, poi allontana la difesa dei blu. Ancora De Angelis però nella metà campo avversaria, il numero 22 che ha allargato. E alla fine Belviso tenta di costruire qualcosa la squadra Amaranto, ma si chiude bene il Goldbet con il tacco, allontanata la minaccia. Attenzione alla ripartenza, il numero 9 ancora si libera di un avversario di Giacinti, poi si allunga troppo il pallone, la palla che termina oltre la linea di fondo, già battuto, ci crede il De Angelis, vuole tornare in partita realizzando un altro gol, quello che permetterebbe di riaprire tutto. C'è spazio, ci provano a sinistra, però proprio in questo istante il fischio, scusate, del direttore di gara che pone fine alla prima frazione di gioco, al 27esimo minuto di gioco, per cui 4-2 per gli ospiti sul De Angelis. Alla fine al calciotto due gol si possono fare. Ma poi ha giocato, loro sono secondi, si è giocata, se la sono giocata bene. Eccoci tornati sul terreno di gioco del Garbaglia, amici di Fanner, pronti o quasi per ricominciare con il secondo tempo. Ricordiamo che la prima frazione di gioco si era conclusa sul parziale di 4-2 per i secondi in classifica della Goldbet contro i ragazzi del De Angelis. Partita godibile, piacevole, giocata bene da ambo le parti, buona, ci è piaciuta soprattutto la prova dei ragazzi del De Angelis perché contro la Goldbet non è mai facile, si sa. E comunque invece hanno tenuto benissimo il campo, anzi forse probabilmente in parecchie occasioni hanno anche saputo far vedere qualcosina in più. Comunque nel frattempo è ricominciato il secondo tempo della gara con il De Angelis in possesso di palla, adesso con Giacinti che ha ancora spazio per salire, si ferma di colpo, allarga su Falconi, Falconi ancora a sua volta allarga a sinistra, riceve il numero 8, Falconi cambia piede, il cross dentro, aggancia il numero 10 Belviso, la conclusione rimpallata fortunatamente da un difensore. Buona questa iniziativa del De Angelis. Alla fine Opara mette fine a questa manovra degli avversari, lancia lungo con i piedi, sbagliato, sarà fallo laterale dall'altra parte. L'ha battuto Lembo, Giacinti con il petto mette giù. Dialoga ancora con Lembo, ancora Giacinti, poi alla fine con lungo traversone con il destro, allontana il pallone. Lembo guarda davanti a sé, poi va alla sua sinistra. Falconi, ancora il giocatore Boncompagni, buona l'apertura di poco, buona ma non perfetta, pallone un po' troppo forte, oltre la linea dell'auto per questo ennesimo fallo laterale. Ricordiamo che la squadra del De Angelis è orfana oggi del suo bomber Minotti, a dirla tutta è da un po' di tempo che manca il giocatore Minotti, con 21 gol è il capocannoniere di questa formazione. Certo c'è da dire che dall'altra parte manca invece il giocatore che ha fatto maggiori realizzazioni per la Goldbet, ovvero Tubani. Comunque attenzione perché lungo quella faccia ci prova ancora il De Angelis che non sta per niente demeritando, forse il risultato questa sera è più che mai bugiardo. 4-2, ricordiamolo, per gli ospiti. In realtà il De Angelis ha giocato un'ottima gara. Comunque vediamo che succede, è appena iniziato il secondo tempo. Ecco la ripartenza della Goldbet. Zani col mancino con calma su Giacinti,
Boncompagni un cambio di passo, poi alla fine riceve ancora, pensa bene, sbaglia l'appoggio e ne approfitta per fare ordine la Goldbet. Aggredisce Falconi. Il tentativo di cross a cambiare gioco dall'altra parte. Spazio per il terzino Goldbet. L'appoggio poi davanti. Giacinti ostacola molto bene e costringe la Goldbet a ripartire dall'altra parte. Con un fallo laterale, eccolo che viene battuto in questo momento. Semplice fallo laterale per gli Amaranto del De Angelis, battuto in questo istante, va a ricevere Boncompagni, si fa superare dalla sfera, poi la aggancia, ostacolato da due giocatori, la perde, riparte ancora la Goldbet a cercare davanti il suo bomber Monteforte che imprega perché non è riuscito a agganciare il pallone. Riparte Lembo, la finta di cross, poi appoggia sul giocatore di fianco a sé. Sale il centrocampo della De Angelis, riceve Lembo, l'appoggio dentro, ostacolato un giocatore, però palla che perviene ancora a Falconi, controlla con la suola del piede, il tentativo di liberare un compagno. Attenzione ancora alla ripartenza subito dall'altra parte con il tacco. Monteforte cercava di servire un compagno, però tacco che non è andato a buon fine. Si è avvicinato Carboni, ha dialogato ancora con Monteforte, riceve ancora Carboni che controlla col piede sinistro, appoggia ancora su Monteforte che la perde, però è ancora Goldbet in mezzo al campo, il tiro da fuori, Zani con due mani, calcio d'angolo. Ricordiamo 4-2 al 7° minuto del gioco del secondo tempo. Alla battuta va corricchiando il giocatore Galassi che guarda dentro, poi un tentativo di cross basso sbagliato, ancora calcio d'angolo, sempre Galassi da quel punto di battuta. Goldbet tutta nella metà campo avversaria, Monteforte con il tiro, attenzione il gesto atletico bellissimo qui. Giacinti, non perde tempo il De Angelis, già è ripartito da quella parte con Boncompagni che con l'esterno del piede controlla con il pallone. Poi va dalle parti di Falconi, non lo pesca, quindi può ripartire la Goldbet, palla troppo lunga lungo la linea bianca dell'out, alla fine si perde oltre di essa. Ancora la caccia del pallone, Falconi. Poi un contrasto di gioco, sarà calcio di punizione per il De Angelis. Lo batte Lembo e permette a Pensa Bene di liberarsi, di avanzare, riceve poi Giacinti con calma, cerca di costruire il De Angelis. Intercettato il passaggio, attenzione 2 contro 2, c'è già Monteforte largo, riceve adesso Monteforte col mancino, cerca di accentrarsi, non ci riesce, gliela portano via, Giacinti copre, Zani rimette in gioco e riparte il De Angelis. Spazio quindi per ripartire, comunque ordinata la manovra degli Amaranto e non si è fatta trovare scoperta in questa circostanza la Goldbet, aveva coperto bene anche questa ripartenza. Comunque Lembo appoggia dentro, Boncompagni la porta, c'è spazio per lui, la finta, si accentra, doppia finta, se la mette sul sinistro, poi allarga a sinistra e il tiro da fuori alla fine, a fin di palo, comunque controllava Opara. Partita che rimane piacevole sia sul ritmo sia sul piano dell'intensità. Si combatte ancora, buono, adesso il taglio dentro, però esce con tutto il corpo Zani. Quindi controlla quella palla che finisce fuori, poi col braccio sinistro rimette in gioco Lembo. C'è largo Falconi, si allarga ulteriormente Lembo. Di testa pulisce l'area al difensore che riceve ancora. No, stai solo. Dialoga con Opara o perlomeno tenta di farlo, poi c'è stata una deviazione, sarà una semplice rimessa dal fondo quella che permetterà di tornare in gioco alla squadra della Goldbet. Palla larga su Garofalo, procede
col mancino, poi a cercare dentro Monteforte, aggancia ancora un ottimo pallone, riesce a fare ordine, mette dietro il tiro col sinistro, grande parata di Zani in questo caso. Veramente un grande intervento quello del portiere del De Angelis. Era stata buona anche la manovra della Goldbet, ma ci ha pensato Zani a chiudere. Adesso attenzione a Giacinti, ancora vicino, tentativo di servire Falconi, non riuscito. Adesso ci sono un po' di errori da ambo le parti quando si cerca di ripartire. E alla fine Giacinti scivola, però si rialza con il pallone ancora tra i piedi. Giacinti si libera di un avversario, appoggia dentro, riceve ancora, buona la triangolazione qui. Giacinti ancora si ferma col pallone, cambia lato del campo, mette giù il giocatore numero 8, si accentra col mancino, il tiro, grande intervento anche di Opara qui. Davvero adesso stanno facendo delle prodezze i due estremi difensori, prima Zani, adesso Opara. Siamo già dall'altra parte, fermato il tentativo della Goldbet, riparte il De Angelis, sempre molto interessante la manovra. Falconi riceve col destro, controlla con la suola del piede, appoggia su Giacinti, poi riceve ancora, può avanzare un po', poi arresta la sua falcata, si ferma e riparte da dietro. Copre bene gli spazi adesso la Goldbet. Il numero 8 però in maglia maranta che cerca di liberarsi, non ci riesce, è ostacolato molto bene, molto ordinata la manovra della Goldbet, sempre pronto invece con Monteforte a ripartire. Conosciamo tutti la difesa arcigna della squadra in maglia blu, non per questo è la squadra che è stata battuta meno di tutte. La miglior difesa del campionato, quella della Goldbet. Attenzione adesso il tiro alto, sopra la traversa. Opara si guarda intorno, poi con il lungo rilancio con il braccio ha rimesso in gioco il compagno di squadra, il numero 9, fermato con un calcio di punizione. Già battuto, Lembo aggancia la sfera di prima intenzione, l'appoggia su Boncompagni che si gira, guarda dentro, pesca un compagno, gliela portano via però irregolarmente, giustamente si avvicina anche il direttore di gara. Attenzione, ammonizione, la prima della gara a danno del giocatore numero 20, trattasi di Morezzi, ammonito Morezzi al 13° minuto di gioco. Quindi dopo qualche chiarimento si riprenderà a giocare con la battuta di questo calcio di punizione sul pallone. Giacinti batte su Belviso e si riparte con la conclusione. Per sicurezza va a mettere una toppa Opara, anche se sembrava, perlomeno da questa posizione a noi sembrava che la palla sarebbe uscita comunque calcio d'angolo per il De Angelis, battuto adesso forte dentro, addirittura sul portiere che tocca la palla, la tocca 2 volte, non riesce ad allontanarla bene e alla fine si riprenderà con questo calcio di punizione assegnato alla retroguardia della Goldbet. Libertini chiamava la palla, pescato molto bene, un grande cross, poi Giacinti però ci mette una pezza, va a chiudere molto bene in questa circostanza. Lembo, palla troppo lunga per lui, pallone che termina oltre la linea dell'out, sarà fallo laterale per gli uomini in maglia blu, che rimangono molto ordinati, coprono bene il terreno di gioco. Battuto adesso da Carboni che appoggia dietro, si torna da Opara, allarga ancora tutto dall'altra parte su Garofalo, poi chiaramente era in difficoltà a lanciare questo pallone, infatti il passaggio è sbagliato. Buono il tentativo ancora del De Angelis, alla fine Opara con i piedi, il tiro e sulla linea ci mette una pezza il difensore in maglia blu. Provvidenziale davvero, Opara lì non so se l'avrebbe presa, probabilmente no, ci mette una gamba il difensore, sarebbe stato il terzo gol per il De Angelis. Battuto il calcio d'angolo e c'è il gol piuttosto a sorpresa, dalla battuta del calcio d'angolo, la palla dentro, Lembo se non andiamo errati, sì, tocca il pallone e va a realizzare 4-3 adesso per la Goldbet su De Angelis. Si rifà quindi sotto la squadra in maglia amaranto, partita molto bella, interessante, godibile, risultato apertissimo.
e nel frattempo è stato chiesto un time out dai ragazzi della Goldbet. Quindi è finito il tempo del time out, si torna a giocare, partita molto interessante adesso anche sotto il punto di vista, oltre che della manovra, del risultato, perché siamo sul 4-3, quindi partita apertissima e interessantissima adesso. Questo secondo tempo di questa 20ª giornata della Serie A. Si torna a giocare quindi adesso con la battuta da parte della Goldbet. Con il petto ancora una volta Giacinti, appoggia davanti a sé su Pensa Bene, che ricomincia dal suo terzino sinistro, Belviso. Giacinti, il capitano della squadra, ancora su Pensa Bene, tanto è partito Lembo dalle parti della nostra postazione, una lunga falcata, nessuno l'ha visto partire, quindi non hanno nemmeno tentato a dargliela. Il tiro da fuori Opara, con il braccio destro, alza la palla, spedendola in calcio d'angolo. Ma ci crede il De Angelis e fa bene perché la partita è vivissima e il risultato è apertissimo. De Angelis che staziona nella metà campo avversaria con tutti i suoi effettivi, attenzione, il numero 9, il tiro chiude troppo l'angolo questa volta, comunque il tentativo respinto, sarà fallo laterale, rimane lì il De Angelis. Ci credono i ragazzi di Roberto e fanno bene, ancora con Belviso. Poi il tentativo di servire Giacinti che combatte, la palla che si era impennata, alla fine allontana la difesa della Goldbet. Ancora Giacinti, si gira, guarda dentro, una sorta di tiro cross, comunque battuto forte, va a cercare di riconquistarsi la palla. Ostacolato qui il tentativo, calcio di punizione e ammonizione per un uomo, per Lembo esattamente, per un uomo del De Angelis. E quindi riprenderemo con la battuta di questo calcio di punizione assegnato alla Goldbet. Giocatore che rimane a terra, si tratta, se non andiamo errati, di Angele, che si rialza adesso, fortunatamente sembrerebbe tutto a posto per lui. Sì, il giocatore di Angele. Tanto è stato battuto il calcio di punizione, Carboni che è venuto avanti, con il sinistro ha servito davanti un compagno, il tacco, davanti per Monteforte la palla. La perde, riparte distendendosi il De Angelis lungo il versante sinistro. Falconi a testa alta, molto bene la manovra del giocatore. Adesso FC De Angelis che copre bene tutto il terreno di gioco, si ritorna dalle parti di Lembo, poi di Giacinti, poi ancora dietro sul numero 8. Ancora un tentativo di liberarsi, rischia qualcosina, torna dietro e ricomincia dal suo pacchetto arretrato. La palla pensa bene, si gira, appoggia dietro, attenzione qui, qualche rischio di troppo, fallo su Giacinti, calcio di punizione per De Angelis. Gioca, Belva! Gioca! Si rialza Giacinti, sembrerebbe tutto a posto anche se si tocca ancora un ginocchio, un po' dolorante il difensore Amaranto. La Goldbet con un doppio passo qui del suo esterno di centrocampo, che alla fine l'ha perduta. Può ripartire ancora la squadra di casa. Grande grinta adesso in campo, grande intensità, bella partita, apertissimo il risultato. È partito Lembo. Giacinti sembrerebbe tutto a posto e con l'esterno del piede tocca per un compagno. Riceve ancora Lembo, molto bene, appoggia, si accentra su Pensa Bene. Copre bene però la Goldbet, non ci sono spazi, non è facile liberarsi dei marcatori qui. Infatti alla fine è indotta in errore il De Angelis, poi riparte ancora con Monteforte che ha cercato il tentativo di controllo del pallone, se l'era allungato un po', alla fine Zani con i piedi appoggia davanti a sé su
su Pensa Bene, pardon. Molto spazio adesso per Pensa Bene, che alla fine allarga. Falconi riceve, prolunga per un compagno, il numero 8, il tiro respinto. Era interessante la traiettoria. Ancora Falconi, ancora con il numero 8, il cross un po' basso, alla fine il difensore allontana spedendo in calcio d'angolo. Ma è buono, un buon De Angelis adesso, è salita in cattedra dalla squadra di Roberto. Corner quindi che verrà battuto alla sinistra di Opara. Falconi sul pallone, dietro il tiro, una botta, una staffilata che termina all'incirca mezzo metro sopra la traversa. Opara va a rimettere in gioco vicino a sé. Poi il lunghissimo rilancio a tagliare tutto il campo. Monteforte col mancino mette giù un ottimo pallone, si destreggia bene, poi la conclusione cercava di piazzare qui. Alla fine la palla è terminata fuori. Chiama a sé un giocatore, poi con il mancino decide di andare lungo, capisce tutto la retroguardia Goldbert, che tenta di ripartire facendo ordine. Ancora lungo il versante destro con Garofalo davanti nel tentativo di pescare Monteforte, stavolta troppo coperto. Poi alla fine Lembo, davanti a sé un giocatore. Lembo torna dalle parti di Giacinti che può fare un po' di ordine lì dietro. Pensa bene, si muove bene la squadra Amaranto sul campo, lo copre tutto, palla lunga e alla fine il cross intercettato. E Monteforte può combattere, alla fine gliela porta via Lembo. Lembo ancora lui, praticamente ha fatto tutto, quasi tutto il campo. E alla fine sarà fallo laterale conquistato dalla Goldbet. Sul pallone c'è Garofalo. Combatte il numero 19 e guadagna un calcio di punizione. Ne approfitterà per superfiatare un po' la Goldbet, perché era da qualche minuto che un'ottima squadra del De Angelis si faceva pressante nella metà campo avversaria. Quindi adesso respira un po' la Goldbet, che comunque rimane a condurre ancora. Ricordiamo 4-3 per gli uomini in maglia blu. Attenzione, Carboni col mancino mette dentro la porta e in tap-in va a battere il numero 20 Morezzi per il 5-3 della Goldbet. Qui è stato tutto sin troppo facile per i ragazzi ospiti. Era stato bravo, sì, a dirla tutta, era stato bravo Carboni lungo il versante sinistro a portarla, a far partire un cross basso, pescando tutto dall'altra parte sul secondo palo il libero Morezzi, che con estrema facilità, con mezza porta vuota, aveva battuto il portiere Zani. Quindi un duro colpo questo per la squadra di casa, che comunque vediamo se saprà reagire ancora con Lembo. Pensa bene, fermato il fallo laterale. Si avvicina anche Filangeri, eccolo che va a dare una mano, poi con forza scaglia ancora la palla oltre la linea dell'out qui. Mette giù ancora Filangeri, controlla con degli ottimi tocchi il pallone, poi Giacinti davanti a sé, messo giù, pensa bene, calcio di punizione per il De Angelis. Quindi calcio di punizione che sta per essere battuto per gli Amaranto. Sul pallone c'è Filangeri, vicino a lui poco distante Lembo, e chiaramente da quella posizione interessantissima una foltissima barriera della Goldbet.
La rincorsa piuttosto lunga di Filangieri. Opara che chiama ancora i suoi, l'avrete sentito chiamare Matteo Monteforte, si riferiva a Monteforte, gli diceva di spostarsi. La rincorsa, il tiro potentissimo ma alto. Angele che riceve la palla, largo c'è Carboni che riceve adesso, fermato da Lembo, palla che gli rimbalza sulle gambe per terminare oltre la linea dell'out. Battuto adesso dallo stesso Carboni, vicino a sé Angele, riceve ancora Carboni, poi con il destro va altissimo, lontanissimo, dove però c'è Monteforte che aggancia un gran pallone, un duello che alla fine riesce a sbrogliare il De Angelis, che poi è ripartita con Giacinti, allargato a sinistra il pallone, Falconi addosso a sé un avversario che lo ferma molto elegantemente questa volta, però c'era vicino Giacinti che è tornato in possesso di palla per i suoi. Il traversone buono a giro, a cercare a trovare Falconi, buon compagni Giacinti e poi Lembo dentro, davanti a sé, pensa bene, poi ancora Giacinti, cerca lo spazio per liberare i suoi. Lembo, Filangieri, alla fine Lembo copre bene la Golbet, adesso non ci sono spazi per cercare il tentativo di iniziativa offensiva, però adesso prova a cambiare passo Filangieri, poi con il mancino non riesce a servire, arriva Lembo, aggancia la sfera, allarga su Pensabene che si accentra, scusate, non si trattava di Pensabene ma bensì del numero 11, il tiro ancora respinto, calcio d'angolo per il De Angelis. Già battuto, c'è ancora Filangieri da quella parte, col mancino rimette dentro, cambia lato del campo, Giacinti la porta, conclude, respinto il suo tentativo di tiro. Monteforte va a dar fastidio a Belviso, De Angelis che rimane in possesso di palla, si libera bene di un avversario, pensa bene, va a tirare, pallone che sbatte addosso Opara, si allontana da lui, ma ancora pericolo e c'è un cross, a dire il vero è un tentativo di tiro cross che ha sorvolato tutta l'area di rigore e terminato fuori dall'altra parte. Opara con il pallone tra le mani, manca poco alla fine del match. Lungo, Opara, di testa, svetta Belviso e poi pensa bene, col mancino, l'appoggio, Falconi, ferma il pallone, serve un compagno. È libero da quest'altra parte, sarebbe opportuno servire Lembo, invece vanno in porta con un tiro che comodamente mette in angolo Opara. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, sembrerebbe sì, da Lembo, già battuto, Belviso, fa partire un cross basso che attraversa tutto il campo, termina in fallo laterale dall'altra parte. Monteforte, col mancino. Angele non è riuscito a prolungare la manovra dei suoi, quindi ne approfitta Giacinti per ripartire, ancora riceve il capitano del De Angelis, si libera, molto bene qui, cambia piede. Serve dentro, Filangieri la controlla, poi allarga a destra, ancora sul Lembo, buona l'iniziativa, Giacinti e ancora Lembo, dietro per il numero 8 che va a concludere, tiro rimpallato, si rimane da quelle parti, interviene Angele e alla fine in qualche maniera allontana la minaccia il difensore in maglia blu. Però è ancora il De Angelis su quel lato del campo in possesso di palla, Giacinti ricomincia da dietro, pensa bene, cerca e riesce di liberarsi di un avversario, ancora col pallone tra i piedi, serve dentro, buono il tentativo, alla fine Opara ha capito tutto, allontanata la minaccia, si rimane lì, ancora con pensa bene che si gira, serve a sinistra Giacinti e poi Boncompagni fermato, attenzione alla ripartenza, Monteforte da solo, riceve palla con il tacco ottimamente
suggerisce dentro per un compagno e alla fine c'è il sesto gol della Goldbet con il numero 8 De Marco per il 6-3. E con questo gol c'è anche, come avrete sentito, il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match, quindi sul campo del Garbaglia finisce, amici di Fanner, per 6-3 della Goldbet nei confronti del De Angelis, quindi 3 punti preziosi alla Goldbet che permettono di provare quantomeno a riagganciare il Cotton Club. E dall'altra parte c'è un De Angelis che purtroppo non riesce a fare punti nemmeno oggi, anche se ha giocato un ottimo match, ma rimane in brutte posizioni di classifica. Buonasera.